mercato che si evolve e verso quale direzione si sta volgendo, visto che siamo nell'anno 2018 all'interno di Progetto Fuoco? È un mercato che chiede prodotti sempre più innovativi, sempre più tecnologici e sempre più efficienti. Oggi ci muoviamo con prodotti che possono essere installati in un punto dell'abitazione, scaldare tutta l'abitazione attraverso la distribuzione o dell'aria o dell'acqua calda. In più sono prodotti che uniscono una grande tecnologia perché sono interamente gestibili da un'applicazione nel proprio cellulare, per cui comodamente seduti sul divano o da fuori casa possiamo decidere come farli funzionare e quanto calore avere in casa. Una novità presentata, una delle tante, all'interno di questo ampio mondo verde e sostenibile di palazzetti è questa struttura, io la chiamerei così, questo sistema che abbiamo alle nostre spalle. Alle nostre spalle abbiamo un bellissimo focolare, un camino nuovo, efficiente, è stato studiato nei dettagli tutto il design sia all'interno del focolare che la parte esterna. La parte esterna ospita due portalegna che sono integrabili nella struttura del camino e due bocchette nuovissime da cui esce l'aria calda che però ospitano anche l'illuminazione della cappa stessa. Questo è un prodotto molto interessante perché può essere usato solo nella stanza all'interno del quale è riposto oppure può scaldare tutta la casa portando l'aria calda negli altri ambienti. L'altra cosa molto interessante è che appunto grazie all'applicazione posso scegliere se alzare o abbassare la portina direttamente dal cellulare, far andare l'aria calda nelle altre stanze o addirittura regolare la fiamma, quindi se voglio la fiamma più alta o più bassa lo decido comodamente seduta sul divano grazie all'applicazione. Per coloro che invece amano un classico, quale deve essere l'offerta e quale deve essere il prodotto? Noi abbiamo presentato in questa fiera la stufa Elsa, è una stufa interamente in ceramica, ricorda i design delle vecchie stufe, l'abbiamo solo un po' attualizzata e anche in questo caso abbiamo unito la possibilità di scaldare tutta la casa e di gestire la stufa comodamente dal cellulare, quindi tradizione, memoria ma anche innovazione e attualità ai nostri giorni. Noi abbiamo mantenuto comunque la possibilità di gestire la stufa manualmente. Chi desidera qualcosa di più evoluto può scegliere l'applicazione. Devo dire che siamo sommersi da richieste di persone che vogliono usare l'applicazione anche a tutte le età. Questo è veramente incredibile, molto semplice, molto intuitiva. Chi è più allergico a questo tipo di tecnologie però può tranquillamente governare la stufa manualmente. Il futuro per quanto riguarda il fuoco, il vostro fuoco, quello che voi proponete, visto che si deve essere sempre all'avanguardia. Noi vediamo comunque questa integrazione tra design, tecnologia e memoria, questo è molto importante. Il fuoco risveglia in noi un sacco di ricordi piacevoli, fortunatamente, e un sacco di bei momenti. Rimane un punto aggregante della casa, deve essere bello, sempre più bello e sempre più facile da usare direttamente, quindi il fuoco deve essere nelle nostre mani e poi deve essere sempre più efficiente, assolutamente. Sostenibilità. Noi come altre aziende del settore abbiamo aderito alla certificazione Aria Pulita, che è un'etichetta che certifica per il consumatore il fatto che questi prodotti siano molto efficienti e senza emissioni nocive. Il mercato va in questa direzione, noi sosteniamo questa politica e quindi chiediamo ai nostri clienti di scegliere prodotti etichettati Aria Pulita per essere sicuri di prendere un prodotto efficiente e non inquinante.